8:30 precise, buonasera. Grazie di essere intervenuti, abbiamo risolto qualche problema adesso. Facciamo il meglio possibile. Intanto allora ti ringrazio della vostra presenza e ringrazio anche i relatori eh, di questa sera. Il tema è molto attuale in quanto parleremo di miglioramento genetico. Il tutto è legato tra l'altro alle nuove varietà resistenti e parleremo dei cosiddetti figli o figlie di greva. Ne parleremo questa sera con il direttore del CREA Riccardo Velasco, con Irene Olivotto, sempre ricercatrice del CREA, i due ragazzi Riccardo Vidali del Cerletti, Bazzo Ri- Christian, Christian Bazzo, sempre dell'Istituto della Scuola Enologica Cerletti, e poi con Yuri Zambon, direttore dei vivai cooperativi. Non ci dilunghiamo più di tanto, farei fare due parole di saluto all'assessore all'agricoltura del Comune di San Pietre di Saletto, Orlando Stato. Grazie. Grazie Belletto, buonasera a tutti. Prendo la parola solo un attimo perché chi verrà dopo di me ha cose più interessanti di quanto non lo possa dire io. Solo per dare il benvenuto a voi e portare il saluto dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco, che questa sera per impegni personali non è potuto essere qui. Un grazie particolare ai relatori di questa sera, relatori di primo piano, di rilievo, che ci illumineranno in un tema ancora un po' così nebuloso come quello della ricerca genetica sulle piante e dei miglioramenti. Ho avuto la fortuna e il piacere di scambiare con loro qualche parola prima della serata e mi pare che ci siano interessanti novità. Quindi un grazie a loro, un grazie a Benedetto, il nostro Deus Machina, per questa serata. Grazie Benedetto per quello che fai, perché la mia stampella sull'argomento è una stampella molto forte e molto in gamba, quindi di cui abbiamo la massima fiducia e la massima stima. Grazie agli enti che patrocinano l'iniziativa, grazie ai quali molto spesso abbiamo anche questi relatori di Calidro, e quindi una buona serata a tutti. Grazie. Allora, non cito alla fine, magari tutti enti e istituzioni ci sostengono, però qui abbiamo due di loro, uno è l'Istituto Cerletti e anche l'Ordine degli Agronomi e Forestali dottori agronomi e forestali della provincia di Treviso. Farei fare due parole al professor Franco se vuole intervenire e poi a Ornella Sant'Antonio. Buonasera a tutti. Niente, l'Istituto Cerletti come ogni anno propone ai nostri allievi di seguire questi studi sperimentali e oggi abbiamo Vidali e Bazzo. Buonasera a tutti, l'Ordine di Treviso dà sempre il patrocinio a queste manifestazioni. Ringraziamo ovviamente il Comune di San Pietro di Saletto per l'organizzazione, ma anche per la qualità delle relazioni di queste serate. Solo un saluto, grazie a tutti e buona serata. Grazie. Allora, concludo dicendo che le attività che fanno i ragazzi della scuola enologica sono anche frutto del Condifesa Treviso, che mette a disposizione le borse di studio. Fiorello, se vuoi dire due parole adesso, se no strada facendo... Sì, dai. Ah sì? No, però per la fisarmonica io... Lasciamo stare. Chiudiamo la parentesi. È un ottimo fisarmonicista, Fiorello, eh? Vabbè. Se c'era il compianto Paolo Antoniazzi, faceva anche lui le sue battute. Va bene. E niente, inizierei con le relazioni. Passo la parola al direttore Riccardo Velasco. C'è anche la caretta? Sì.
Intanto, ringrazio l'organizzazione che ormai seguiamo da stasera 7-8 anni che partecipo, e mi ricordo la primissima presentazione delle cose al 17 o 18, comunque tanto da qualche anno fa, mi dice qualche anno fa, e qualche anno fa si parlava di promesse, per quanto ovviamente il liceo da Uscedo, così come l'Università di Udine e Liga, sempre di Udine, avessero iniziato a produrre materiali già interessanti e nel 17 già registrati da qualche anno, si cominciava a parlare di cosa avremmo fatto al Freare, che era appena arrivato, e sul miglioramento genetico. Si era cominciato a parlarne già il mio predecessore, già Bavaresco, poi Diego Tomasa, no? Impostato un po' le cose, ma su numeri che da geneticista ritenevo decisamente troppo bassi per avere successo. Per avere successo in miglioramento genetico, senza nulla togliere a chi ci lavora da tanti anni, c'è l'obiettivo molto specifico, ti devi dedicare, focalizzare su una varietà, e qui la varietà principe era chiaro quale fosse, non ci voleva tanto studiarci sopra, era la blera, e l'era come mamma e ricettiva di polline di molti tentativi, di una trentina, quello che abbiamo fatto noi, di donatori di resistenze multiple, quindi non singola resistenza, che eventualmente l'evoluzione e le mutazioni dei funghi possono bypassare, possono superare, non dico con facilità, però è successo che qualche ceppo sia dimostrato più aggressivo e abbia superato alcune tipologie di resistenze. Quando sono singole può succedere. E quando sono 2-3 contro la stessa malattia, che il fungo sviluppi contemporaneamente 3 mutazioni contro 3 geni di difesa della pianta diversi, è una probabilità estremamente, per non dire quasi impossibile, estremamente ridotta. E quindi, focalizzando su mamma Blair, donatori di colline molti resistenti, abbiamo decuplicato, forse 4 anni più che decuplicato, dalle 200 piante che erano presenti nelle collezioni di resistenti, nelle collezioni di Susegana, ne abbiamo oggi quasi 9.000, tutte figlie di terra. E cominciamo a parlare non più di quello che avremmo fatto, ma di quello che esiste. Io stasera inizio a dire cos'è il miglioramento genetico, come si fa, perché si fa, ma poi lascio alla gioventù, trienzi anche tu per adesso, ma alle persone giovani che andranno avanti ben dopo di me su questi argomenti. Le strategie, il mondo che cambia, perché sta sotto gli occhi tutti quello che succede nelle problematiche, cambiamenti climatici sì, ma con cambiamenti climatici che influenza sia i funghi o altre malattie della pianta, così come gli insetti di ritorno o nuovi che possono aggredire il nostro così prezioso prodotto. E dall'altra parte la Comunità Europea che ci chiede di ridurre al minimo i pesticidi, questi erano gli obiettivi del 2035 che per adesso sono stati protratti, ma che oggettivamente rimandano come obiettivo nel lungo termine, magari non è breve-medio come si pensava o come pensavano i maestri dell'agricoltura fatta dal divan di casa, ma chi vive in campagna sa bene che erano obiettivi particolarmente improbabili. E tuttavia rimangono nello sfondo come obiettivi nel lungo termine. Quindi cosa ci ritroviamo noi a utilizzare? Utilizzare una meravigliosa vitis vinifera che dà dei prodotti straordinari, la Plea è una delle tante, ma che non ha la più pallida idea di cosa vuol dire difendersi da sola dai patogeni. E quindi di fatto noi ci troviamo a dover utilizzare quello che è stato un po'
poco utilizzato nella vite rispetto ai cereali piuttosto che alle ortive o alle piante industriali, ai prodotti industriali, come la patata, la soia e quant'altro, pomodoro. Perché ovviamente abbiamo, diciamo, come stakeholders, come interattori, i produttori di vino, oltre che di uva, che hanno una tradizione, quindi una resistenza a cambiare quello che già di straordinario sono riusciti a fare, siete riusciti a fare, e oggettivamente perché insomma cambiare soltanto se si è abbigliati, perché cambiamenti climatici, perché la riduzione dei pesticidi, soprattutto dei principi attivi, perché il mondo che ci circonda ce lo chiede. Ora, per dimostrare ancora una volta che l'agricoltura sa reagire, sa prova a trovare strade anche nuove, abbiamo il dovere di verificare quelle che sono le potenzialità del miglioramento genetico, che tanto è stato usato nelle altre specie quanto poco è stato usato nella vite. Per ovvi costi, difficoltà, tempi lunghi, per cui ovviamente abbiamo bisogno di strategie, e oggi ce le abbiamo, di tecniche, e oggi abbiamo, che possono anticipare il tempo e ridurre molti costi, anche per il miglioramento genetico. Abbiamo due vie, abbiamo le nuove varietà, da un incrocio classico, che è quello di cui parleremo stasera, abbiamo le biotecnologie, di cui parleremo un'altra volta, perché sono biotecnologie non OGM, biotecnologie che producono migliorie nella stessa varietà. Con gli incroci produciamo dei figli di, che noi non produciamo glera resistente, noi produciamo figli di glera resistente. Ma se hanno la qualità della glera e hanno un profilo metabolico sia nell'uva che nel via, non dico identico perché non può essere identico, ma molto simile a quello della mamma, anche ritrarre nelle disciplinari delle denominazioni in non è una bestemmia, perché influenza cadno è da neutra a positiva. Sicuramente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista dei costi è positiva, ma può essere positiva anche per quell'incremento di pochino di acidità che magari alcuni cloni di Claire hanno perso o stanno perdendo o sono dismenate a perdere. Per cui ci sono anche aspetti positivi dal punto di vista analogico, senza nulla togliere al prodotto che già è straordinario, che ha avuto tanta scava. Noi abbiamo delle fonti di resistenza in piante che sono sessualmente compatibili con la vite e che nei tempi che ricorderete, se non voi, dei vostri genitori, dei vostri nonni, il fatto che avevano prodotto quelli che si chiamavano ibridi produttori diretti, dal Clinton, Noah, all'Isabella, che avevano tanti difetti, ma avevano sicuramente una robustezza che le nostre viti sviffera non hanno. Chiaramente gli ibridi produttori diretti, che avevano il 50% di viti sviniferi, il 50% di informazioni genetiche di DNA delle piante selvatiche, avevano tanti difetti qualitativi, oltre alla resistenza. Quello che noi oggi abbiamo sono la settima, ottava, quinta, sesta, settima, ottava generazione di reincrocio in vinifera, che vedrete ha fatto sì che non sia più le piante che abbiamo oggi 50% vinifera e 50% americana, ma il 95% vinifera e 5% anche meno selvatico. Quello che abbiamo ottenuto sono i geni di resistenza, non i difetti. E oggi abbiamo strumenti anche per evitare di accumulare o di avere qualche difetto che non desideriamo, già quando le piante sono molto piccole. Ora noi nel miglioramento genetico partiamo da una situazione difficile, perché il fiore di fiorescenza della vite è maschile e femminile insieme, quindi dobbiamo emasculare, prima eliminare il polline della pianta stessa, perché altrimenti produce un autoimpolinato, e dopo aver emascolato la pianta portare il polline delle piante che scegliamo come donatori di polline, che nel papà per favorire resistenze. Collezioniamo gli acidi e poi viene ciò alla fine della stagione, e dopo quel periodo di freddo che devono avere mettiamo a germinare, a germifere. Germinano i semi quando sono cresciuti fino ad avere 2-3 formiline. Già abbiamo degli strumenti che sono i marcatori molecolari. Se io faccio vedere qui in maniera molto semplice, ma su dei
microchip o sistemi anche più semplici, evidenziamo per le persone differenze, in questo caso ho estremizzato un colore piuttosto che la resistenza alla malattia, che è determinata da una piccola differenza che sono quelle mutazioni presenti all'interno delle varietà sulfatiche che sono co-sviluppate con le malattie in America quando quelle piante erano solo rare, ma nel 1860-1880 sono arrivate nel nostro continente e hanno portato le malattie che hanno avuto successo dalla fillossera, poi quella si è combattuta con metodi agronomici, con l'innesto, e ha fatto lo fertile di VCR. E invece le malattie fungine o altre malattie dobbiamo combatterle con i prodotti chimici. Prima lo zolferrame, cosa sono nati i pesticidi di sintesi, adesso si riducono quelli, si riduce il rame, ma la pianta va ancora difesa. Abbiamo tecnologie, sì, ci aiutano i sistemi DSS piuttosto che i vari sistemi di gestione del vigneto ci aiutano molto, ma avere resistenze genetiche innate nel DNA di alcune piante fa sì che possiamo portarlo all'interno della vitis vinifera e avere le figlie delle piante che tanto apprezziamo noi nel prodotto che produciamo, che resistono. Queste resistenze, grazie al breeding moderno, che si basa su queste informazioni qua, queste barrette rosse che vedete lungo i 19 cromosomi della vite, sono delle barrette che ci servono a noi per dire ok, il gene di resistenza XY è sul cromosoma 2, è definita nella sua posizione da un marcatore molecolare uguale a quelli che si usano negli ospedali quando si supervisa una malattia genetica, sopra e sotto. Quindi sappiamo, grazie a questi due marcatori molecolari, quando le piantine, avete visto nei pot di queste dimensioni, hanno tre foglioline, dire se il gene di resistenza X è presente o no. Se la pianta sarà a bacca rossa, pure. Se la pianta avrà aroma moscato o no, pure. Se la pianta avrà una invaiatura nel tal periodo e una maturazione, i gradi Brix di un certo idea, in prima settimana di settembre, pure. Cioè, sono tutte informazioni che noi abbiamo grazie ai marcatori molecolari per cui possiamo predirle quello che saranno le piante quando saranno adulte. Questo ci salva tantissimi anni nel miglioramento genetico. Da programmi di 25-50 anni noi oggi li facciamo di 10-15. Questo significa non che domattina abbiamo i prodotti, ma che se partiamo nel 2012, nel 2015, nel 2028 abbiamo piante figlie di vera che possiamo produrre con successo. Il marcatore molecolare, dicevo, abbiamo per tanti caratteri, quelli azzurri sono quelli di resistenza, gli altri colori sono quelli di qualità. E come dicevo, con un marcatore sopra e uno sotto al gene definito, noi possiamo fare screening quando sono le piantine su dei plateau e sono 10.000, 20.000, 50.000 vinaccioni germinati, possiamo alla terza foglia dire quelli che saranno resistenti verdi, quelli che saranno non resistenti, quindi suscettibili rosse, via tutte, buttiamo via. Poi buttiamo via quelle che non contengono più di 1 o 2 geni di resistenza, perché abbiamo bisogno di selezionare quelle che hanno molti geni di resistenza. Quindi non teniamo tutte le piante resistenti, teniamo quelle che sono resistenti con più geni di resistenza contro la stessa malattia, di modo che non venga superata ai funghi e sia durabile per decenni, centinaia o migliaia di anni. E direi un migliaio, decine di migliaia di anni. Quindi selezioniamo quelle che hanno più di geni di resistenza, perché quando abbiamo più di un gene di resistenza, c'è la differenza tra un singolo gene di resistenza, anche dal punto di vista aditivo, non soltanto duraturo nel tempo, ma anche l'effetto di, avendo resistenze di tipo diverso, adesso una meccanica, una chimica, quindi una suberizzazione delle pareti cellulari, inizia una resistenza meccanica e uno prodotto metabolita che fa male al fungo, quindi chimica, se sono presenti tutte e due, il fungo muore. Anche se sviluppa resistenza contro una delle due, muore perché c'è l'altra e non riesce a crescere, quindi non si moltiplica e non si stabilizzano le mutazioni dannose che sono quelle dei funghi. Noi oggi troviamo, dopo che l'Italia e la Francia hanno smesso di produrre libri di produttori diretti, hanno smesso di fare il miglioramento genetico, ci troviamo la fortuna di chi in giro per il centro Europa
ho fatto questo lavoro qua. Scusate, io ha prodotto piante come l'ultima che vedete, questa base qua, che hanno un predilì nobile, perché tutte le piante che non sono segnate di giallo o di rosso di nette sono piante tipo Malaga, tipo Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, o ben Riesling, Traminer, nella Uva Italia, quando all'inizio era stato fatta il miglioramento genetico, quello sulla destra, sulla vostra sinistra, sulla mia sinistra. Tutte quelle segnate giallo, rosso, verde portano dei geni di resistenza e non sono vitigni nobili, lo sono però gli altri, cioè quelli con cui è stata reincrociata la pianta resistente. Selezionavano le resistenti migliori e sono state concentrate le resistenze tutte nella pianta figlia giù di fronte. Grazie alle attività appunto che si facevano nel centro Europa, oggi noi ci troviamo dei donatori di polline che non sono alla vite americana, sono piante reincrociate, un vinipera di qualità, perché sono tutte piante di pedigree nobile, e sono donatori multipli di resistenze che alla fine di un periodo di una dozzina di anni hanno prodotto quelli che sono per noi breeder, per noi miglioratori genetici, sono le piante del Golden Book del breeder, cioè il libro d'oro di chi ha a disposizione quelle piante molto resistenti come donatore di polline da portare sulla Vee, da portare sullo Chabolais, da portare sul Tokai, là. E quindi ottenere delle piante che sono simili alla mamma, ma che hanno tante resistenze genetiche. Di fatto, io, in qualità di vicepresidente dell'Antiv Italia, controlliamo e sponsorizziamo la produzione di vitigni resistenti, non soltanto per stare con un Alto Adige, magari vini in purezza con i vitigni resistenti, ma soprattutto per favorire l'ingresso di piante fatte ad hoc per le DOC, scusate il gioco di parole, fatte proprie, figlie di Blera, perché la DOC, la DOCG del Prosecco possono utilizzarle nei disciplinari tolleranti, nella percentuale di tolleranza del disciplinare, perché non hanno un effetto negativo, commento eventualmente positivo nella vinificazione, nel blending che viene fatto nel margine di tolleranza, ma siano piante che non si ammalano con 2-3 trattamenti all'anno. Dai Cailedi, che parleranno dopo di me, che portano dei esempi concreti di uve già in grado di essere moltiplicate e tra pochi anni moltiplicate in grandi quantità per essere vendute e fare centinaia di ettari ampie delle denominazioni, degli esempi concreti, che non sono più quelle di cui io parlavo nel 17, nel 18, di quello che sarà, ma di quello che è oggi. E vi lascio allo spolto di quello qui di concreto parleranno i giovani colleghi. Bene, adesso io To see la via messa. La verità della macchina è no. ecco qua. Niente, continuiamo con tutti i lavori fatti dal CREA con Irene Olivotto. Il miglioramento genetico del CREA prime selezioni promettenti. Effettivamente, come si parlava anche prima, il tema abbiamo cominciato ad affrontarlo ancora 15 anni fa. Nel 2011, se non sbaglio era il 2012, tant'è che proprio in questa occasione era intervenuto, se non sbaglio, Gabriele Di Astro. Però effettivamente sono passati anni e strada in questo caso è stata fatta parecchia. A te Irene, grazie. Grazie. Ok. Allora, buonasera a tutti, io sono Irene Olivotto e sono inserita all'interno del di genetica e miglioramento genetico del CREA, il cui ricercatore capo di tutti questi progetti è il dottor Daniele Migliaro. Non ha potuto essere più presente, vi ringrazio e vi saluta, e ha affidato a me il compito di parlarvi di questo progetto di cui vi ha già accennato il direttore del dottor Velasco, che è il progetto di miglioramento genetico della glera. Ovviamente è un miglioramento genetico convenzionale, con il boccio, come vi è stato
spiegato precedentemente, e quindi significa che i nostri figli di glera sono in realtà considerati drevifere perché all'interno del loro genoma contengono una quasi totalità di geni, quindi di progenie, derivante da linifera. Quella percentuale di selvatico sono i geni di resistenza che vengono selezionati tramite la metodica del MAS, Marker Assisted Selection. È la metodica chiave di questo progetto, di tutti i progetti di miglioramento genetico degli ultimi anni. Ok, abbiamo già un altro volume. Perché appunto permette di non solo abbattere drasticamente le tempistiche di selezione, ma anche di andare dritti al focus. Nel nostro caso noi desideriamo ottenere delle piante figlie di glera che siano resistenti alle principali enteropatie, nello specifico Peronospora oideo. Quindi la MAS verrà attuata sui geni di resistenza per Peronospora oideo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel corso degli anni la glera è stata incrociata con dei donatori di resistenza e si sono selezionate le piante contenenti al loro interno i geni di resistenza. Significa che quelle piante sono resistenti? No, significa che possono essere resistenti o tolleranti. Vuol dire che hanno all'interno del loro genoma dei geni di resistenza, ma è necessaria una valutazione in campo per capire se effettivamente la pianta esprime queste resistenze o queste tolleranze, che possono essere di grado diverso, possono essere leggermente tolleranti o maggiormente tolleranti o quasi del tutto, esenti dall'attacco dei patogeni, sempre parlando di Peronospora oideo. Quindi è necessario in questo caso non solo selezionare le piante, le figlie di glera che contengono all'interno del genoma i geni di resistenza, ma valutarlo dal punto di vista agronomico che siano adatte allo scopo, ovvero avere delle figlie di glera che siano compatibili dal punto di vista agronomico e soprattutto organolettico con il genitore nobile. Quindi all'interno di questo progetto, Zeifrea, dopo lo screening preliminare vengono effettuate delle attente valutazioni agronomiche e poi uno screening dei precursori aromatici, ovvero dei metaboliti secondari, prima sull'uva e poi nel caso in cui vengono fatte le vitrovinificazioni e le microscumatizzazioni anche su prodotti enologici, per verificare che il prodotto sia simile o diverso, di che modalità sia diverso rispetto a quello del genitore nobile. I vini, quando vengono prodotti, vengono degustati e tutto questo ha un unico scopo: avere dei figli di glera che siano tolleranti alle patologie come il genitore selvatico, ma che mantengano tutte le caratteristiche agronomiche e organolettiche del genitore nobile che è la glera. Questo perché lo scopo è sicuramente quello di mantenere la tradizione del prosecco e quindi avere un prodotto che è riconosciuto in tutto il mondo. Parliamo un po' di numeri. Come ha detto prima il direttore, per avere anche solo uno o due prodotti eccellenti bisogna partire da un bacino molto molto ampio. A partire dal 2012 il CREA ha incrociato glera con 30 donatori di resistenza di diverse tipologie, quindi con diversi background genetici, ottenendo 44.000 ibridi, ovvero vinaccioli che sono stati fatti germogliare e che sono stati sottoposti a quell'analisi con i precursori molecolari di cui vi parlavo prima. Al seguito di questa analisi circa 9.000 sono stati ritenuti adatti per continuare il programma perché contenenti i geni di resistenza e sono stati dimorati nei vigneti sperimentali del Cetro. Questi 9.000 individui sono individui geneticamente diversi uno dall'altro. Molti sono trocalli tra di loro perché figli dello stesso incrocio, quindi ovviamente lo stesso padre, quindi varietà usata come impregnante, ma sempre diversi, quindi con caratteristiche diverse, e franchi di piede, in quanto derivanti da un vinacciolo. Successivamente queste piante dal 2017, del primo anno in cui sono state dimorate, fino al 2023, l'anno in cui sono state dimorate le ultime popolazioni, sono state screenate dal punto di vista finologico, morfologico, agronomico a 360 gradi per poter valutare effettivamente le migliori. E anno dopo anno, quelle ritenute più adatte sono state poi innestate su Power 5 BD
e messe in un ulteriore campo di selezione per valutare negli step successivi le eventuali idoneità anche dal punto di vista enologico. Dall'anno scorso siamo entrati arrivati un po' al vertice di quella che sono i numeri del programma, in quanto dall'anno 2025 sono in produzione tutti e 9.000 i semezzali. Nel 2023 sono stati dimorati gli ultimi e quindi sono entrati in produzione effettivamente lo scorso anno. Quindi dallo scorso anno e nei prossimi questi semezzali verranno valutati e saranno valutati come lo scorso anno, quest'anno 9.000 semezzali, in quanto le analisi dal punto di vista agronomico vengono reiterate anno dopo anno per valutare anche un effettivo effetto annata e quindi capire se una pianta considerata ottimale nell'annata 2022 lo è stato per un caso fortuito o se effettivamente lo è. Come vedete è una piramide rovesciata, significa che partendo da grandi numeri si arriva in realtà a un paio di prodotti. E anche qui lo potete notare con i numeri. L'anno scorso abbiamo osservato più di 7.000 individui, ma alla fine di tutto il processo di selezione abbiamo deciso di propagare solamente 39 varietà. Le valutazioni, vi ho detto, sono di tipo fenologico, morfologico, agronomico, vengono valutati anche lo spessore della buccia, o durante la fase di vendemmia noi assaggiamo tutte le bacche per capire se effettivamente vale la pena andare avanti nelle selezioni. E queste 39 varietà si aggiungeranno a quelle già dimorate su porta innesto e quindi repliche da 20 individui che verranno nuovamente sottoposte a tutte queste analisi. Perché non è detto che una varietà franca di piede che noi abbiamo considerato ottimale su porta innesto possa avere lo stesso risultato. Quindi in realtà il procedimento, nonostante sia velocizzato dalla MAS, dal punto di vista agronomico il clinico è molto preciso, molto attento, proprio per il fine di avere un ottimo prodotto. Come vi dicevo, uno degli step è anche l'analisi dei precursori aromatici. In questo caso noi cerchiamo un'affinità, una diversità con quello che è il prosecco. Quindi andiamo a fare una comparazione con quelli che sono considerati i metaboliti chiave degli aromi della glera e poi del prosecco e andiamo a valutare eventuali somiglianze o differenze di questi figli di glera. Lo step successivo, come vi ho detto, è la micostomatizzazione e la micodificazione. Lo scorso anno abbiamo iniziato con questi step, finali e abbiamo iniziato anche a descrivere qualche varietà. La prima è stata l'Aurum, che è una figlia tra Glera e Solaris, quindi una figlia di Solaris, parlando del genitore resistente, che è attualmente in numero di 20 individui nei nostri vigneti sperimentali e presenta 2 geni di resistenza per la peronospora e ioperloidio. È una pianta che negli anni ci ha sorpreso, in quanto figlia dei primi incroci che noi pensavamo non avere grandi possibilità dal punto di vista del programma, in quanto non contengono numerosi geni di resistenza. In realtà ha dimostrato un vigore medio elevato, una produttività elevata e soprattutto, lo vedrete poi dopo, ve lo farà vedere nello specifico Riccardo, ha una resistenza alle patologie che rispetto alla glera è veramente sorprendente, perché nei nostri vigneti queste piante vengono trattate in modo convenzionale solamente 4 volte in una stagione. Non è l'unica varietà che ci ha sorpreso, perché come lei anche Promes, che è l'istituzione del CBVO, sembrerebbe avere, sempre pochi geni di resistenza. In realtà ipotizziamo che ci siano la presenza di minor genes che aiutino in realtà questi geni maggiori a combattere queste patologie e quindi facciano essere queste piante in realtà molto promettenti, nonostante la presenza di relativamente pochi geni di quelli che abbiamo studiato finora. Promes è una figlia di Bianca e la caratteristica principale di questa varietà è che dal punto di vista dei precursori aromatici sembra essere quasi identica alla glera. Ha dei valori
che si discostano veramente di pochissimo, e quindi è una di quelle che speriamo in microvinificazione possa essere veramente promettente. Quest'anno siamo riusciti a microspumantizzare in taglio Glaurum e a fare una prima microspumantizzazione esplorativa di 3 varietà, 2 che sono figlie di Cosma e una che in realtà è un reincrocio delle nostre varietà. La prima, indicata ancora con i nostri codici, è la 9112, figlia di Cosma, che è stata in realtà un po' come tutte le altre una sorpresa, perché è presente solamente con 8, attualmente abbiamo solamente 8 piante, siamo riusciti a raccogliere un quantitativo di uva per fare una microsopantizzazione che ha veramente sorpreso tanto quanto la 1345. Sono piante che sono molto simili, essendo figlie comunque dello stesso genitore donatore resiste bifa. Sono piante che hanno comunque un vigore medio, una produttività medio elevata, ma sempre una resistenza molto elevata. Parlando di scaloidee, hanno sempre il 9 di resistenza, che è il massimo. E le vendemmie che sono state effettuate negli stessi giorni hanno comunque dato dei risultati buoni, e soprattutto il vino fu stato prodotto in entrambi i casi un taglio del 15%, quindi 85% glera e 15% nostro taglio. Sembra essere veramente molto apprezzato anche da chi ne sa sicuramente più di me, che di sommelier ed enologi. Questa invece è una varietà un po' particolare, è un reincrocio, quindi è figlia, è una nipote più bella, è un figlia e nipote, è un Glera Tervegen, madre, e Glera Corsolaris, padre. È una varietà nera che ha preso il colore della vacca, ha preso la Regent, e in vigneto è veramente molto bella, anche l'uva è veramente, non ha prodotto tantissimo quest'anno, però l'abbiamo comunque portata in vinificazione e abbiamo fatto un vino rosso che segue lo stesso protocollo dei vini base, è stato tutto spumatizzato dall'Università di Padova, e pensiamo che possa essere comunque un'alternativa per il taglio del Prosecco Rosé, ad esempio, o magari una nuova varietà che può essere spumantizzata o vinificata, insomma, in base ai gusti, perché è vero che non cerchiamo figli di glera, ma non è detto che queste varietà possano avere anche un futuro diverso rispetto a quello del taglio nel prosecco. Magari possono diventare delle nuove varietà tipiche della zona con cui produrre dei vini, dei nuovi vini che magari in futuro avranno un mercato o una piccola nicchia di mercato. Io vi lascio a Riccardo, che vi parlerà della nostra Glaurum. Ringrazio tutti coloro che hanno questo progetto. Se avete qualsiasi tipo di domanda potete poi farcela alla fine, oppure potete contattare il dottor Migliaro, che sicuramente sarà contento di darvi inferiori spiegazioni a riguardo. Grazie. Riccardo, tocca. Allora, invertiamo le presentazioni. Adesso ci sarà vitigni resistenti, prove di microvinificazione di Glaurum, Riccardo Vidali. Presentazione non è lunghissima, però è molto molto interessante, perché l'ho vista durante le presentazioni del vostro studio. Grazie. Buonasera a tutti, sono Riccardo Vidali, studente del Cerletti e faccio il sesto anno. Questa sera vi parlerò delle prove di microvinificazione del Glaurum in collaborazione col CREA di Susegana e l'Università degli Studi di Padova.
e appunto il litigno preso in considerazione è il Glaurum, è ubicato nei vieti del Crea, può essere poi indicati nell'immagine circondati di rosso e sono stati piantati innestati su Copper 5BB e manifesta 2 germi di resistenza all'oidio e 2 germi di resistenza per la peronospora. I vigneti sono allevati a Civaux con 30 frutto con sesto di impianti di 3 metri, larghezza del filare e interfilari di 0,87 metri. Successivamente possiamo vedere le foto del Glera classico, quindi testimone del Glaurum. Queste sono nello stesso vigneto e entrambe sono state trattate 4 volte in un anno e possiamo vedere che nella prima immagine il Glaurum ha portato a termine la produzione senza avere grossi problemi, mentre nel Glera classico siamo andati a perdere totalmente la produzione, non è stato possibile raccogliere l'uva. A questo punto passiamo ai dati della vendemmia, quindi le prime analisi fatte sui mosti e possiamo vedere innanzitutto il peso del grappolo che è circa 182 grammi, quindi circa 200 grammi a grappolo, e la produzione media della pianta è di circa 4 kg per pianta. E abbiamo una buona acidità di circa 8 grammi litro e un buon grado Brix di quasi 22 gradi e un pH di 3,17. Adesso passiamo sì, ad uno dove ho lavorato io e dove ho potuto mettere le mani in questa sperimentazione e nella vinificazione. Quindi una volta che l'uva è arrivata in cantina siamo andati a fare una classica vinificazione in bianco con l'ausilio di vari macchinari enologici, come ad esempio la pizza di raspadrizza per andare ad ammostare il nostro raccolto e successivamente è stato usato il torchio pneumatico per andare a fare la spremitura e quindi la separazione della parte solida dalla parte liquida e siamo andati a fare una chiarifica statica, quindi una stabulazione per andare a chiarificare il nostro mosto prima di andarlo a far fermentare. E al termine della fermentazione abbiamo appunto le analisi dei nostri mosti e possiamo confrontarle con il Glera classico e il Laurum e a fine fermentazione abbiamo le analisi delle basi spumate, abbiamo i 2 tagli, abbiamo fatto il taglio del 15% per andare a simulare un'eventuale immissione disciplinare come atto al taglio e un taglio del 40% visto che l'anno precedente è stato fatto la spumatizzazione del Laurum di purezza e possiamo vedere che il Laurum ha leggermente un grado alcolico superiore rispetto al Glera e soprattutto anche una acidità maggiore. Quindi questo ci permette di mantenere la freschezza, che comunque è una cosa che noi ricerchiamo, soprattutto in questi ultimi anni dove abbiamo un calo di acidità molto importante. E vabbè, durante le nostre sperimentazioni abbiamo fatto una seconda rifermentazione molto classica, quindi successivamente al taglio siamo andati a fare la correzione del grado zuccherino e l'inoculo del biade cuvo con un lievito selezionato e possiamo vedere anche come hanno portato a termine hanno portato a termine la fermentazione dei nostri lieviti e è stata portata a termine senza nessun problema con raggiungimento di 13 gradi alcol sia nel primo sia nel secondo sia nella seconda sperimentazione, perché comunque volevamo ottenere un vino con 13 gradi alcol e 10 grammi di residuo zuccherino. Infine abbiamo le analisi del prodotto finito, quindi le analisi chimiche, dove possiamo vedere
acetaldeide, acido acetico, acido lattico, acido malico, tartarico, glucosio e fruttosio e l'acidità totale oltre al pH e l'alcol e sia la solforosa libera in milligrammi litro. Infine mi sono a vedere questo panel di degustazione dove nell'annata 2024, quindi con il vino ottenuto dalla vendemmia del 2024, sono state fatte molte degustazioni con enologi e personale qualificato dove non vanno ad identificare delle diversità sostanziali o comunque delle peche o dei problemi del Graurum, ma si viene molto apprezzato e in alcune degustazioni alla cieca non si riconosce e non si riscontra neanche chissà che differenze. Grazie mille per l'attenzione. Grazie, adesso tocca a Cristian. Sulla fermentazione, ci manca quel passaggio lì che è fondamentale. Buonasera a tutti, sono Cristian Bazzo, studente del quinto anno, sono delle Cerletti. Oggi parlerò dell'ultima prova pratica che viene fatta dai prodotti di questi cloni, ovvero delle microfermentazioni fatte in laboratorio. Queste microfermentazioni sono l'ultimo step che viene fatto per confermare che un clone sia effettivamente valido per entrare in un disciplinare. E prima di questo vengono stimati i carichi d'uva prodotti per le piante e vigneti che sono allevati allo stesso modo. Queste prove sono eseguite in metodo standard, sono replicate 3 volte per ottenere un risultato il più veritiero possibile e infine sono paragonate tramite le loro cinetiche fermentative e i prodotti finali. Sulle prove eseguite su questi cloni ho fatto delle premesse. Intanto la vendemmia dell'ultimo anno è stata anticipata a causa maltempo. Il vigneto è sempre della zona di Conegliano. Inoltre i cloni sono al loro secondo anno di dimora nel loro primo anno di produzione. Questi sono i cloni, sono i 6 cloni a cui è stato paragonato il Glera per vedere le differenze che si sviluppavano e quali risultavano più similari. La produzione è stata in laboratorio, quindi sono stati pressati manualmente i 6 cloni, da cui sono stati tenuti i moschi, nei quali sono stati enzimati e lasciati stabulare per 3 giorni. Dopo di ciò sono stati prelevati i campioni a cui sono state fatte le analisi per capire la situazione, le condizioni di partenza. Come possiamo vedere in questa tabella si può notare come il grado di zuccherino sia inferiore alla norma, vogliamo dire, ma lo stesso possiamo notare in come in alcuni cloni ci si avvicina comunque a un livello stabile. E oltre a ciò si può anche notare il livello di acidità che in alcuni, come si può vedere nel Teone 1, che è veramente bassa. Su questi moschi l'unico procedimento è stato la correzione dell'azoto componente assimilabile e è stata effettuata alcuna chiaritide, come si può notare dal colore dei moschi. Dalle analisi spesso si può notare come ci sono delle grosse differenze dai polifenoli presenti e anche l'acidità è proprio fondamentale per colorazione. L'inoculo è stato fatto con
una dose standard che si usa normalmente in cantina, ovvero 20 grammi di tolito. È stato usato un lievito selezionato, il prodotto 111, e l'inocchio è stato effettuato in bottiglie da mezzo litro, dove poi è stato applicato un sensore di sopra che rileva la differenza di pressione, così da creare, da tracciare un grafico della cinetica fermentativa che dà un ISE per valutare l'andamento della fermentazione. Queste bottiglie sono state successivamente incubate a una temperatura costante di 15 gradi circa. E la fermentazione si ha avuto inizio qualche giorno dopo, e quello è un grafico che va a rappresentare l'andamento della cinetica con lo sviluppo della CO2, cosa è lievite. Finita la fermentazione sono stati prelevati i campioni dal vino ottenuto e come si poteva intuire anche dall'inizio, i cloni che hanno sviluppato più Arcos erano appunto quelli che erano riusciti a sviluppare innanzitutto più zucchero, ma meno male si può notare come buona parte dello zucchero sia stata usata da parte per filare alcol, e da questa tabella si può anche confrontare come alcuni cloni, come si può notare da Glera e Gleris, che hanno parametri molto simili, e quindi che si può avere un'idea di quello che si potrà ottenere. Un'altra informazione interessante sono state le analisi aromatiche effettuate su questi mossi, che danno un impatto anche questo interessante, perché si può capire meglio quali sono quelli che si avvicinano chimicamente almeno ai livelli che sono standard nel prosecco. Come si può vedere sotto, i valori soglia sono le quantità le quantità minime che devono essere presenti perché siano percepibili. E io ho selezionato solamente gli aromi che sono sopra la media, se no ce n'erano veramente un sacco. Ma come possiamo notare, da questi cloni riescono a sviluppare degli aromi come il floreale fruttato, tipici anche del Glera, che sono molto sopra la soglia. E un altro dato interessante è come sull'ultima colonna, che dà il sentore di pera, che probabilmente è il risultato di un incrocio tra una di una vite usata diversi anni fa, che era dove questo sentore era molto più presente. Queste sono le ultime caratteristiche aromatiche, e da questo si può concludere dicendo che questa fermentazione è la prima che appunto è stata effettuata su questi cloni, quindi bisogna aspettare i prossimi anni per valutare la loro attendibilità. E inoltre queste prove sono importanti perché servono come step finale per capire se sono validi per poi diventare in un disciplinare che possano essere valide al taglio. Grazie per l'attenzione. Ecco, per concludere la filiera tocca ai vivai, cioè ai moltiplicatori. E chi più dei vivai cooperativi dello Scedo possono dare indicazioni, e sperano anche, tra l'altro, Yuri Zambon, che è il direttore, spera anche tutti i lavori che stanno facendo come vivai. Sul tema, naturalmente. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio il Comune di San Pietro di Felette e gli organizzatori per l'invito. Cercherò di chiudere questa serata facendo un po' una carrellata di quello che è il miglioramento genetico che come vivai operativi Ruscedo stiamo portando avanti.
Da sempre la domanda che ci muove è un po' quella di determinare e capire come l'ibaismo possa aiutare la viticoltura. Lo stiamo facendo ormai da diversi anni attraverso la creazione di nuove varietà, siano esse in questo caso nuovi portinnesti. Abbiamo iniziato grazie al lavoro svolto dall'Università di Milano e da Weindracht con il miglioramento genetico dei portinnesti. Oggi il tema sono le varietà. Molte volte però ci dimentichiamo che il cervello della pianta sta sottoterra e che quindi è molto importante il portinnesto per poi determinare un prodotto di qualità, anche qui l'obiettivo è quello di avere la necessità di minori input in agricoltura, quindi minori consignazioni, minori irrigazione e soprattutto contrastare fenomeni che su sfera globale stanno causando non pochi problemi, che sono l'aumento della salita dei suoli. Lo facciamo, che è il tema di cui poi parlerò oggi, attraverso la creazione di nuove varietà resistenti, attraverso quindi l'incrocio. Non mi dilungo in quanto è stato spiegato molto bene dai miei predecessori, e qui l'obiettivo è, come abbiamo detto questa sera, quello di creare delle piante più resistenti e che quindi riescano a generare una miglior sostenibilità e del contempo un'implementazione di quella che è la biodiversità, perché creiamo nuove varietà. Stiamo iniziando a farlo anche attraverso un percorso di miglioramento genetico attraverso il genome editing. Non mi dilungo, ma in questo caso il frutto del lavoro sarebbe, se parliamo di glera, una glera identica a quella che oggi conosciamo dal punto di vista agronomico ed enologico, ma dove si agisce silenziando o attivando dei geni che sono già presenti nel genoma della glera. Quindi non creiamo biodiversità, ma rafforziamo varietà che già coltiviamo da anni. E infine con una continua ricerca e sviluppo. Il progetto di cui vi parlerò oggi, è uno dei 23 che abbiamo a FIVO, che sono quindi sia inerenti alla genetica ma anche inerenti a nuove forme di gestione del vivaio e della viticoltura attraverso l'utilizzo di intelligenze artificiali o double strand RNA o nuove tecnologie, biotecnologie, per dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze del comparto. Il programma di miglioramento genetico che ha portato poi alla creazione di alcune figlie di glera fa parte di un progetto europeo, un Horizon, un ingente investimento che la Comunità Europea ha fatto, circa 6 milioni di euro, e che vede la partecipazione dei più grandi istituti di ricerca europei e anche di associazioni private. La cosa positiva di questo progetto è che tutti i vari costitutori, tutti i vari scienziati, ricercatori condividono le proprie idee e i propri risultati, e l'obiettivo non è solo quello di creare varietà resistenti, ma anche di creare modelli previsionali, prodotti alternativi che possano quindi essere utilizzati in una nuova filiera per garantire una reale sostenibilità e confarla. Quali sono i vantaggi del miglioramento genetico? Sono già stati toccati, quindi non mi dilungo, ma il progetto non ha solo come obiettivo quello di ottenere una pianta resistente, ha sicuramente come obiettivo anche quello di ottenere una pianta che produca un prodotto finale, quindi un vino di qualità uguale o superiore al parietale, e un adattamento a quello che è un cambiamento climatico che desiamo mese dopo mese e non può più essere sottovalutato. Le strade del miglioramento genetico sono tendenzialmente 3. Abbiamo iniziato attraverso la selezione clonale, quindi una selezione intravarietale, intraspecie, attraverso la riproduzione sessuata, ossia l'argomento di oggi, quindi un incrocio mirato, e poi la nuova tecnologia, ossia l'ETEA, attraverso il genome editing o la cisgenesi o la produzione di somaplomi da rigenerazioni in vitro. Queste sono 3 vie, entrambe di miglioramento genetico, che non devono essere viste come un'alternativa all'altra, ma
in un orbita di futuro devono essere viste come delle possibilità complementari. La biologia non è una scienza statica, noi sappiamo che quello che oggi noi stiamo facendo è rinforzare un sistema che si è evoluto per migliaia di anni di relazione tra patogene e pianta, quindi non creeremo mai una cosa eterna. Questo bisogna essere chiari e concreti nel dirlo, ma il progresso nella scienza ci consentirà di poter correre a una velocità a cui non potevamo correre 10, 20, 30 anni fa. Quindi se oggi noi ottenessimo, come abbiamo ottenuto, delle varietà figlie di Glera resistenti, molto più resistenti delle varietà che sono state commercializzate sino ad ora proprio per i progressi della scienza, non è di escludere che un domani su queste varietà anche l'impiego della cisgenesi del genome editing ci possano permettere di ottenere un risultato ancora superiore e ancora più longevo nel tempo. La nostra esperienza con il miglioramento genetico nasce nel 1998, siamo grati all'Università di Udine per averci coinvolto attivamente nel suo progetto di miglioramento genetico che poi ha portato nel 2007 al sequenziamento del genoma della vite, e se oggi conosciamo i geni di resistenza, sappiamo come muoverci, è grazie anche a questo lavoro che è stato fatto. Lavorando a fianco all'Università di Udine e poi di IBA, che è una spin-off dell'Università di Udine, abbiamo potuto giovare del loro lavoro e soprattutto successivamente poter iniziare un programma di miglioramento genetico autonomo. Nel 2015 quindi abbiamo iniziato questo percorso che sta iniziando a generare i propri frutti proprio con le prime selezioni. Quindi l'esperienza ormai quinquennale con le varietà resistenti è iniziata, come vedete, con la registrazione delle prime varietà nel 2015, poi con i figli di Pinot nel 2020. Quest'anno registreremo un ulteriore risultato della ricerca dell'Università di Udine, che è un figlio di Traminer, e parallelamente abbiamo condotto questo programma di incrocio per ottenere le varietà autoctone italiane, europee e mondiali, quindi sia la varietà autoctone nelle diverse aree vocate mondiali di produzione vitivinicola, sia varietà internazionali. L'obiettivo qual era? L'obiettivo era sì avere un'elevata resistenza, quindi poligenita, con un numero di geni elevato, che portasse a una concreta riduzione di trattamenti fitosanitari, ma al contempo elevasse o mantenesse quelli che erano i profili enologici caratteristici di queste varietà. E, se possibile, di inserire all'interno di questo miglioramento genetico anche una tolleranza alle malattie secondarie. Questo progetto porta e studia anche i geni di resistenza verso altre patologie che non siano opoidi o eteronospora, non su tutte il black rot, ma anche dotrite o altri patogeni fungini. Questo per evitare che la riduzione di trattamenti contro peronoscora e oidio possa poi facilitare quella che è la malattia di altri patogeni che solitamente con l'uso di biocarbammati o rame che hanno un profilo di azione più di ampio spettro, non utilizzando più questi prodotti e riducendoli a 4-5 trattamenti, potrebbero prendere sopravvento sugli lieto. Il programma di incrocio come è nato? Da una parte abbiamo creato donatori di resistenza, quindi abbiamo creato quelle piante che abbiano al loro interno un elevato numero di geli da poter utilizzare con i limitosi con le vitici vinifere. Dall'altra parte quindi abbiamo incrociato genitori nobili con i donatori di resistenza di cui avevano piramidato la maggior parte di geni di resistenza. Questo programma, come vedete, ha quindi partito nel 2012 per la creazione di donatori di resistenza. Vedete 337 circa 1000 semi creati che sono poi stati portati
in solo 10 selezioni avanzate, quindi di 40.000 genotipi che avevamo creato inizialmente, a distanza di 12 anni hanno selezionato 10 donatori di resistenza, che sono quelli che oggi utilizziamo nei nostri programmi di incrocio. Per quanto riguarda quindi l'utilizzo di questi donatori di resistenza, in questi 12 anni abbiamo creato all'incirca 400.000 nuovi genotipi, di cui 260.000 di uva da vino, 35.000 di uva da tavola, 5.000 di portainnesti e 35.000 donatori di resistenza. Questo è stato possibile grazie anche a 8 collaborazioni con enti internazionali, o quindi riuscendo a recepire polline da diverse aree difficili mondiali proprio finalizzati al riconoscimento e alla selezione di diversi geni di resistenza. Per quanto riguarda il filone dei portinnespi, ad oggi quello che la scienza concede direttamente al mondo produttivo, quindi che è già di libero accesso e di libero commercio, è il frutto in un altro investimento di Università di Milano inerente quindi alla creazione di questi 4 nuovi portainnesti che stiamo commercializzando da circa 10 anni e che sono stati selezionati, come vi dicevo, per garantire resistenze maggiori soprattutto al calcare, alla salinità e alla siccità. Ci sono altre selezioni che stiamo portando avanti e che a breve manderemo alla richiesta di privativa CTDO, quindi privativa vegetale, per poi immetterli in commercio. Tornando qui da quello che è il tema odierno, queste sono le varietà italiane su cui stiamo lavorando in termini di creazione di nuove varietà resistenti, quindi potete vedere la maggior parte di quelle che sono le varietà coltivate sulla nostra penisola, e se ci spostiamo a livello internazionale poi abbiamo selezionato anche i principali lichini coltivati in Europa e nel resto del mondo. Quindi è un programma molto ampio che ad oggi sta portando i primi risultati, e quindi l'iscrizione, il rilascio, la domanda di privativa CTDO, che è l'ente europeo che quindi deve garantire che queste nuove selezioni siano differenti, abbiano dei profili stabili e concreti, prima di poterli mettere in commercio. Qui vedete le diverse selezioni di glera che sono state depositate per partire dal 2022, quindi le prime varietà verranno rilasciate quest'anno, le altre nel 2027 e l'ultima nel 2029. Poi abbiamo altre figlie di Chardonnay, Sateravi, Cannonau, Ayrain, Dodello, quindi da qui al 2030 avremo 20 nuove varietà resistenti che potranno essere commercializzate. In merito alla glera, quali sono state le caratteristiche che abbiamo ricercato? Sicuramente la resistenza e la produttività, perché caratteristica vincolante per avere una pime di successo, e soprattutto se paragonata alla glera. Abbiamo cercato di attuare delle selezioni che ci portassero alla fine ad avere dei genotipi che potessero concedere ai coltivatori diverse epoche di maturazione, una qualità enologica e una tipicità molto simile a quella della glera, e soprattutto caratteri di freschezza e peli di acidità più elevati rispetto al parentale, proprio perché caratteristiche che sono sempre più difficili e saranno sempre più difficili da perseguire. Quindi tutto iniziò nel 2015-2016 con gli incroci, e successivamente abbiamo operato secondo gli schemi che sono stati brillantemente presentati prima, quindi non di lungo, ma attraverso sia selezione attraverso marcatori molecolari e poi il campo attraverso rilievi agronomici e microlidificazioni che sono iniziate già nel 2019-2020. Quindi ad oggi possiamo dire di avere almeno 7-8 annate agrarie in cui sono stati controllati i parametri fenologici e agronomici, e almeno 4-5 microverificazioni, quella del 2026 sarà la sesta,
per il controllo invece dei parametri enologici. Le varietà che abbiamo quindi già in Oitraco e CTDO sono ad oggi ancora chiamate con codice di incrocio, quindi Deblera R2, questo genotipo ha 6 geni di resistenza, 3 geni di resistenza per peronospora, li vedete in blu, che 3 geni di resistenza per oidio. Vedete poi nella tabella azzurra quelle che sono le caratteristiche agronomiche e produttive, in verde quelle enologiche e in giallo la scala di resistenza secondo i parametri OIB. Questo è il primo genotipo. Il secondo genotipo, la Glera R4, in questo caso abbiamo 3 geni di resistenza a peronospora, un gene di resistenza conosciuto ad oidio. Le caratteristiche, come per la precedente, sono espresse nelle tabelle sottostanti, che poi vi riassumerò in un'ultima slide. La Glera R5, in questo caso i 3 sono i geni di resistenza all'oidio, 2 sono i geni di resistenza a peronospora, e per quanto riguarda i caratteri agronomici ed enologici li vedete sotto. E infine la Glera VCR 151199, anch'essa con 3 geni di resistenza a oidio e 2 geni di resistenza a peronospora. Senza scendere troppo nel dettaglio di quelli che sono i parametri agroenologici, quello che abbiamo cercato di fare è di selezionare 4 genotipi che potessero avere diversi livelli produttivi, quindi vedete che la VCR2 è meno produttiva della BCR4 e della BCR5, che a loro volta sono meno produttivi della BCR99. E anche come ecota di Dendegna hanno dei diversi parametri, sempre nella forbice caratterizzante la glera, ma che la glera di CR2 è leggermente tardiva, la 4 ha una maturazione media, la 5 è leggermente anticipata e la 99 media. Questo per cercare di avere dei genotipi che si possono adattare meglio ai diversi areali comitropimi di produzione della glera. Chiudo facendo un passaggio su quello che è lo step successivo. La ricerca è determinante, la ricerca è un investimento molto importante. Dopo la ricerca viene la praticità e l'utilizzo, il riuscire a rendere praticabile quello che è il frutto della ricerca, e purtroppo oggi questo non avviene nel nostro paese, perché quello che è stato il regolamento che ha modificato il regolamento 1308 della PAC non è ancora stato recepito a livello di testo unico della vite e del vino. Per farla semplice, l'Europa ha avallato già nel 2021 l'utilizzo di queste varietà resistenti nelle denominazioni, ma l'Italia non ha recepito questa direttiva e che non ha modificato e aggiornato il proprio testo unico della vite e del vino. Sia l'articolo 33,6 recita che non sono impiegabili per la produzione di linea denominazione ibridi interspecifici tra vitivinicolo e altre specie. Questo era stato giustamente all'epoca posto quando c'è stato tutto il problema del metanolo, della produzione di ibridi diretti, ma oggigiorno non è più attuale. Quindi, poiché la norma europea è stata adottata con la forma di regolamento, troverebbe applicazione l'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che sostiene che un regolamento europeo è sempre superiore a qualsiasi ulteriore regolamento nazionale. E quindi la domanda sorgerebbe abbastanza spontanea. Quindi una denominazione può utilizzare le varietà resistenti? No, e aggiungerei perché siamo in Italia, perché ci sono dei 2 ipotetici problemi. Il primo è questo articolo 83, paragrafo 2 del regolamento, che è già stato superato da 5 anni a livello europeo, che concedeva allo Stato membro la possibilità di creare ulteriori limitazioni
all'utilizzo di determinate varietà per tutelare il livello qualitativo delle proprie produzioni. Ma ricordiamoci che questo, a parte che parliamo di 20 anni fa o 15 anni fa, ma era legato proprio a problemi che oggi non sono più vigenti. Quindi tendenzialmente non servirebbe modificare l'articolo del testo unico, basterebbe rispettare quello che la Comunità Europea sta dicendo. C'è poi un secondo problema, che è l'accordo Stato-Regioni del 2002, che dice che le varietà, una nuova varietà può essere classificata inizialmente come una varietà idonea alla coltivazione o come una varietà in osservazione. Questa varietà in osservazione e tutte le varietà esistenti che oggi noi coltiviamo in Italia sono state inserite, non si sapeva dove metterle, sono state inserite come varietà in osservazione e quindi, essendo in osservazione, violate alla sola produzione di IVGT. Ma anche questo è un altro parametro superato dalla normativa europea, che quindi non viene attualmente recepita e quindi sarebbe urgente e anche, penso, utile per la nostra nechicoltura aggiornare quelle che sono le normative regionali e nazionali. Questo per far fronte all'obsolescenza dell'attuale sistema, che ad esempio prevede anche una nota a margine nel registro varietale per le varietà esistenti, che anche questa risulta anapolistica, ma soprattutto perché riteniamo un po' ipocrita finanziare progetti anche a livello pubblico se poi non concediamo a questi investimenti di poter essere utilizzati dai produttori finali. Noi siamo un ente privato e quindi investe del proprio, ma ci sono stati finanziamenti pubblici per la creazione di varietà resistenti e non ha senso che poi in altri stati membri vengano portati a termine, quindi concessi al coltivatore, e noi italiani ancora per assurdo vediamo i nostri investimenti creare ricchezza in Francia, in Germania, in Austria, in Svizzera, dove queste varietà ci vengono richieste più che in Italia. Cioè, per assurdo, una delle nostre varietà resistenti era stata inizialmente inserita nella OSCI dello Champagne, fatto salvo che dopo, quando hanno creato da loro, poi la nostra era preso da loro, giustamente, no? Non dobbiamo insegnare ai francesi, però è abbastanza singolare che investimenti fatti d'Italia poi generino inghiotti in paesi nostri contemporanei. Quindi, concludendo, le nuove varietà, che siano figlie di glera o che siano figlie di altre genitori nobili, possono rappresentare una concreta possibilità. Sicuramente non l'unica, che sicuramente non risolveranno tutti i problemi, ma hanno una capacità molto elevata di poter tanierare quelle che sono criticità inerenti all'utilizzo di prodotti fitosanitari, anche stante ormai la poca disponibilità di principi attivi, ma soprattutto in un comparto come quello di produzione del prosecco garantirebbero una gestione di quella che è l'opinione pubblica e di quella che è anche lo scontro che si è generato negli anni tra la popolazione e i produttori. Sicuramente non andranno a sostituire la varietà nobile, ma essendo più vicini sicuramente dal punto di vista enologico alla glera di uno Chardonnay, di un Pinot Bianco e di un Pinot Grigio, il fatto di poterli usare al taglio fino al 15% sicuramente distoglierebbe meno la criticità di un Pinot Grigio di un Chardonnay con il Pinot Bianco, essendo molto più simili. Quindi non c'è il rischio di inficiare, di rovinare quella per la criticità del prodotto. Potrebbero rappresentare sicuramente un plus non solo in termini produttivi e concreti, ma anche in termini di immagine. Cioè, o il mondo del vino si rende conto che ha recitato una storia per troppi anni, che oggi forse è superata, e lo dicono i consumi e lo dicono i trend delle nuove generazioni. Se noi oggi produciamo vino, tendenzialmente lo stiamo producendo per il nuovo consumatore, lo stiamo producendo per il consumatore che ci ha ormai dato e ci ha già dettato quelli che erano
le linee del mercato. E oggi la richiesta principale è la richiesta di un prodotto celebre, sostenibile, si sta distaccando un po' dal concetto di biologico, perché anche il consumatore ha capito dove si può fare il biologico, dove non si può fare il biologico, che richiede un prodotto sostenibile. Quindi potrete essere un fattore ulteriore per elevare l'immagine e il brand della denominazione in tutto il mondo. E inoltre, come dicevo, ci permetterebbe di intercettare anche nuovi trend di mercato o nuove richieste di mercato e affacciarci anche magari ad ulteriori nicchie e quindi a poter giovare di poter colonizzare un mercato che ancora oggi è abbastanza vergine. Con la forza di un nome come quello della denominazione Prosecco, questo sicuramente sarebbe molto più semplice. Io vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande o curiosità, even here. Ecco, chi è Luigi Zambò? Sì, allora io aprirei al dibattito, però ecco, invece di dire tutto alla fine, direi adesso, allora, intanto preparatevi per le domande, allora vi rimando a un appuntamento organizzato da Banca Prealpi e dal Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene di OCG. Hanno portato avanti negli anni un progetto legato al clima con l'Università della Cantabria, Università di Oxford e di Padova. Ecco, tutto questo lavoro verrà presentato mercoledì prossimo, 25 febbraio, alle ore 18, presso l'auditorium di Banca Prealpi San Biagio. Ecco, doveva essere qui, anche queste iniziative sono sostenute da Banca Prealpi San Biagio, doveva venire questa sera Luciano Soldan, che è dell'ufficio agricoltura della banca, ma per problemi personali non è potuto venire. Ne approfitto per rimandarvi, dopo cominciamo con le domande, per rimandarvi al prossimo appuntamento. Allora saltiamo il 25 perché ci sarà questa iniziativa del Consorzio di tutela e di Banca Prealpi, e andremo al 4 marzo. Qui c'è il professor Duso dell'Università di Padova. Ritorniamo sul tema degli insetti. Sapete, il problema dato dalla flavescenza dorata, ma non è purtroppo l'unico problema provocato dagli insetti. Abbiamo problemi di cocciniglie, di altre specie, però allora andremo a parlare degli studi che si stanno portando avanti proprio in tema di flavescenza dorata e non solo sul territorio, perché dal 2021, come sapete, c'è questo progetto legato allo Scafoideus titanus, si sta portando avanti qui con alcune aziende del territorio, però l'appetito viene mangiando e si stanno studiando anche le altre forme di cicadine, le altre forme di insetti, e come abbiamo visto l'anno scorso, purtroppo è arrivata anche la Propylia japonica in provincia di Treviso, quella è rilassata. E allora approfittiamo per parlare di questo. I relatori saranno Carlo Buso, il professor Carlo Buso, Lisa D'Ambrogio, sempre dell'Università di Padova, e Nicola Mori dell'Università di Verona, che ha seguito proprio le problematiche legate alla Propylia japonica. Ecco. Tanto che siamo in vena di promozione, scusate, ma il giovedì 26, cioè giovedì prossimo, della prossima settimana, c'è il forum fitoiatico, dove abbiamo a che fare con una quindicina di società produttrici aerofarmaci, dato anche il direttore Zamboni, diceva, no, da nostra bambino munizioni da fare, eccetera, quindi vediamo un po' il confronto appunto tra queste 15 società, le quali esporranno in diretta streaming su YouTube del canale di Cognizione del KDB. Potete allacciarvi tutti quando ci sarà, domani uscirà la locandina, quindi potete appunto collegarvi, e chi vi interessa seguirà appunto a seconda delle società che solitamente fa riferimento, ecco, di questi ordini sanitari. Abbiamo a che fare con 9 società che parleranno
più che altro di insetticidi oppure di lotta agli insetti. Quindi Carlo è un po' il tuo campo, no, è il tuo e basta. E oppure di fungicidi, quindi notiamo da questo che si riducono quelle che sono le proposte sull'uso dei fungicidi rispetto a quello che è invece interessante, ecco, fare lotta guidata in tutti i vari campi e tutte le occasioni contro gli insetti che ci creano assolutamente dei grossi problemi, da dove si dice sono sempre ridotti ormai al lumicino. Tutto lì, ecco, su grado sono approfittato. Grazie Fiorello. Allora, penso ci siano domande, immagino. Il tema è estremamente interessante. Allora, una semplice riflessione. Con Fiorello, e Fiorello probabilmente si ricorderà, faceva parte della commissione sul fantomatico, anzi no, figa, è stato un grande lavoro che abbiamo fatto sul territorio del regolamento di pulizia urbana. Allora, per individuare le fasce di rispetto, ci siamo messi a misurare la stanza dove ci trovavamo come commissione. Gli unici metri ereti, i 15 metri ereti. Allora, faccio questa riflessione perché probabilmente il tema che abbiamo discusso stasera va incontro a questa esigenza e per quello non bisogna essere titubanti. Non è un prodotto OGM, questa è una varietà ulteriore che va a inserirsi sul mercato delle uve, praticamente delle varietà. E come si è discusso questa sera, è quella effettivamente come appo a taglio, è quella più vicina al glera, come diceva anche. Allora bisogna avere un po' di coraggio e sostenere questo tipo di lavori, tant'è come diceva anche il direttore, qua sono stati investiti soldi nostri, soldi pubblici, e in segno di cosa? Di tutto questo discorso sulla sostenibilità. Allora, io mi ricordo qua, c'è anche l'ex sindaco, le prime volte quando parlavamo di sostenibilità, ma tutti sapevano cosa voleva dire la parola sostenibilità, cioè le 3 azioni legate alla sostenibilità. No. Adesso qua abbiamo gli strumenti per andare incontro. Tra l'altro sta parte dell'evoluzione, probabilmente anche l'evoluzione delle varietà è stato fatto in modo probabilmente accelerato, però in qualche modo forse la natura ci arriva avanti. Ecco, questa è sempre riflessione. Allora, un ragionamento che può fare un semplice viticoltore. Allora, io metto il resistente, faccio 1, 2, 3 trattamenti, però mi vedo fiorire qualche macchia. Che succede? Allora, faccio un attimo, dico una frase che mi è rimasta impressa durante un convegno. Parliamo di varietà resistenti, non varietà magiche. Mi sembra abbastanza ovvio. Abbiamo diversi gradi di tolleranza alle patologie, la macchia c'è. Ma solitamente nelle varietà resistenti, la macchia da peronospora, subito dopo l'attacco inizia ad avere un alone più scuro di necrosi. Significa che la pianta è stata attaccata dal selvo, ma ha giocato tutte le sue carte, che sono quelle della resistenza, e quindi è riuscita ad arginare l'attacco. È un meccanismo diverso rispetto a quello ad esempio delle piante che verranno prodotte con l'ETE. In quel caso si fa ad agire sui geni di suscettibilità, quindi il fungo proprio non arriva alla pianta. In questo caso invece il fungo entra. In realtà è un processo che, biologicamente parlando, è quasi migliore rispetto a una tolleranza, a una resistenza completa, perché in questo modo noi permettiamo al fungo di entrare in contatto con la pianta e quindi di comunque sopravvivere. In questo modo andiamo a rallentare il suo processo di evoluzione, per cui tendenzialmente il selvo cercherebbe una via secondaria per arrivare al suo scopo, che è la pianta. Noi quindi facciamo in modo che il fungo entri in contatto con la pianta, che abbia quasi, diciamo che lo inganniamo un pochino, no? Volendo scherzare su questo, perché il fungo arriva, attacca, ma la pianta riesce ad arginare il problema. Noi nella nostra pianta vediamo questi segni, anche nell'indice IB, l'indice più alto indica comunque che la pianta ha un leggero sintomo di malattia, ma viene subito arginato. Vediamo magari dei puntini su magari 20 piante, troviamo 4-5 foglie con queste piccole macchie e questi aloni di necrosi.
Solitamente sono legati alle foglie, almeno quello che abbiamo notato noi. Se il fungo inizia ad attaccare anche il grappolo, allora inizia già ad esserci una perdita di produttività. Però diciamo che è una risposta a questo il progetto. Dico anche una piccola cosa legata alla sostenibilità, che noi facciamo sempre riferimento alla sostenibilità ambientale, ma dobbiamo ricordarci che la sostenibilità è anche economica e sociale. Lo diceva prima giustamente Yuri Zambò. Se noi pensiamo ad avere anche solo relativamente pochi ettari rispetto a quello che è l'estensione della glera sui nostri territori, ma vicino a delle zone che sono più sensibili, RSA, ospedali, asili, ma anche banalmente le abitazioni, dove comunque possiamo avere un utilizzo minore, non azzerato, ma un utilizzo minore dei fitofarmaci, ecco che abbiamo questa sostenibilità che è antisociale, quindi un'accettazione maggiore da quell'attacco di popolazione che comunque, giustamente per certi aspetti, non tollera più l'utilizzo dei fitofarmaci ad esempio, settore chimico. Sì. Sì, dottoressa Olivotto e anche il direttore Zambon. Ma perché non mettete almeno una foto di quello che te hai spiegato adesso sul fatto di come si vedono queste macchie, no? Queste piccole macchie con quell'allone che si crea, che poi può avere proprio nel blog l'inizio dell'infezione della beronoscola, che è una cosa per quello che ci riguarda, no? Io la tecnico di campagna, vistivai, eccetera, che però è una cosa, è una palese, si vede che ti dà proprio quel senso di come la pianta sta reagendo. Ecco, però non ho mai visto una foto. Eppure sono cose che ho visto anche da te, nel Crea, ho visto in giro, eccetera, le carline, siamo tutti i nomi che portano avanti così. È la cosa più semplice che esiste, è la cosa, no, che dà proprio l'impressione, il senso di come la pianta reagisce. Scusa, e terza foto. Noi giochiamo sul confronto glera-glaurum, che è più impattante. In realtà abbiamo visto tante opere perché oggi non era il tema quello, ma il discorso comunque, se mi posso permettere, è un po' più complesso di dire se resiste o non resiste. Cioè, in patologia possiamo parlare di piante immuni, e queste non sono piante immuni, di piante resistenti e di piante tolleranti. Siccome su questo argomento è logico che si è detto molto, e forse anche troppo, cerchiamo di fare un attimo di chiarezza. Tolleranza significa che la pianta non ha geni di resistenza. La pianta è tollerante agli afidi se ha i tricomi, i peli più sviluppati di un'altra. L'afide, per caratteristiche morfologiche, non riesce a pungere la foglia. Quindi è tollerante non per genetica, ma per fenotipo, caratteristiche morfologiche. Resistente, se ha geni di resistenza, ma non significa che non possa avere la malattia. La malattia la può avere, solo che ha un meccanismo di riconoscimento che gli consente di lottare con il patogeno. Dopodiché, se non ci accorgiamo su una varietà resistente che c'è questo fenomeno di ipersensibilità, che è una reazione proprio genetica che chiude le vie al patogeno per entrare, non è che non dobbiamo trattare, perché se non trattiamo, lasciamo che questo patogeno continui a interagire con la pianta e nella storia vince sempre la biologia, non vince l'uomo, quindi vince l'evoluzione. Qui, e non possiamo neanche permetterci che siano immuni, perché immune significa una pianta che ospita occasionalmente un patogeno di un'altra pianta. Se la plasmopara viticola, la peronoscora, va sul melo, il melo è immune, ma è immune perché non c'è una storicità, un riconoscimento tra la venturina equalis, che è la titiolatura del melo, se va sulla vite non fa niente, lì è immunità. Quindi noi stiamo parlando di resistenze che dobbiamo essere consapevoli che non è immunità. Quindi alcuni trattamenti servono e non ci si può dimenticare del vigneto, anche se lo stiamo coltivando con varietà resistenti.
La pianta reagisce, ma non dobbiamo lasciarla sola. Quindi questo è un po' il concetto. Quindi si vedono macchie di peronospora aglio sulle varietà resistenti. Ce ne sono già superfici di varietà resistenti. Anche il grado di resistenza della figlia di glera, portandosi con sé il genoma di glera, avrà comunque una resistenza più alta di una figlia di merlot, perché il merlot è una varietà molto più suscettibile della peronospora. Quindi se io ottengo una varietà figlia di merlot, lo stesso donatore di resistenza che utilizzo per la glera, all'80% la figlia dello stesso incrocio sarà più resistente di glera che di merlot, perché si porta dietro il genoma di merlot, che è una varietà più sensibile della glera alla peronospora. Quindi va più bene, ma non dobbiamo, e questo lo dico perché bisogna essere onesti con gli agricoltori e con tutti, non possiamo pensare di coltivare una varietà resistente e non trattarla e rimedicarcela. Dalle prove che noi abbiamo fatto, è logico che oggi quello che uscirà da queste ricerche, sia del TREA, sia nostre, sia di altri istituti, sono 2 o 3 passi avanti rispetto alle varietà resistenti che sono uscite 10 anni fa. Ma l'esperienza ci insegna che a seconda della professionalità che viene applicata in vigneto, queste varietà possono ridurre i trattamenti dal 50 al 70%. Ma questo 20% dipende molto dalle tempistiche dei troccamenti, dalla gestione della chioma. Queste varietà tante volte, essendo ibridi, c'è il fenomeno dell'ussureggiamento dell'ibrido. È successo sul mais, è successo su tutte le specie dove si è applicato un miglioramento genetico prima della vite. L'ibrido tendenzialmente manifesta caratteri più forti del genitore e, ad esempio, molte varietà resistenti hanno una vigoria più accentuata del genitore. Allora, anche qui, se io sono abituato a fare una concimazione da anni su una varietà come ad esempio il merlot e utilizzo una varietà resistente figlia di merlot, molto probabilmente devo anche cambiare i miei parametri di concimazione, perché altrimenti avrò una chioma troppo evoluta, fenomeni di ombreggiamento più elevati rispetto alla varietà che ero solito coltivare, e anche i geli di resistenza subiscono implicazioni a seconda del metabolismo primario della pianta. Quindi se do più azoto, io invoglio il patogeno a venire nella mia pianta perché gli sto dando più da mangiare. Quindi forse dovremmo stare tutta la sera, come mi farebbe anche piacere, ma non possiamo ridurre il risultato che avrete in vigneto al solo fatto di 3, 4, 5 o 6 geni di resistenza della pianta. Quello è l'aiuto di partenza al quale va accompagnata una gestione professionale della varietà e con caratteristiche anche, come dicevo, di concimazione e gestione della chioma magari differenti, se ha caratteristiche differenti. Questo per riuscire a ottenere quelli che sono i risultati che dicevo, in inabilitazione del 50-70% di trattamenti. Io volevo sapere, sono stati degli studi sulla capacità di mantenere questa resistenza nel tempo da parte di questi litigi, cui è stato introdotto questa capacità di superare i momenti dei patogeni nel tempo? Allora, noi tutto il miglioramento genetico di cui abbiamo parlato oggi e comunque che si sta facendo in Europa parte da geni di resistenza dove alcuni di questi geni di resistenza erano già presenti, ad esempio nell'Isabella, nel Noah, nel Tinto, eccetera. Uno dei geni che è presente in gran parte delle varietà resistenti, l'RFIB3, che deriva da Bianca, dai proci congenitore Bianca. Bianca è stata coltivata per quasi un secolo nell'est Europa e sono già stati appurati superamenti della resistenza.
Questo perché? Perché all'inizio, come dicevo prima, Bianta non evidenziava alcun sintomo, è stata coltivata per 70-80 anni senza trattamenti e quindi abbiamo concesso al patogeno la possibilità di superare, evolvere, avere delle mutazioni e superare la resistenza. Oggi le varietà che si stanno creando non hanno solo un gene di resistenza, abbiamo visto ad esempio ne hanno 3 e 3, quindi la possibilità che il patogeno riesca a superare 3 geni di resistenza è nettamente più bassa del superare un solo gene di resistenza. Ma ripeto, se noi dovessimo lasciare la varietà incustodita, probabilmente è solo questione di tempo, quindi non saranno 50 anni, ma magari fra 2 secoli o 1 secolo e mezzo quella pianta potrebbe avere le proprie resistenze superate. Quindi qual è la cosa comunque da fare anche su una varietà resistente? Nei periodi di massima esposizione, svolgere comunque un trattamento. La fase più critica, lo sapete meglio di noi, è i pre e post peritura, quindi se devo considerare i trattamenti mi concentrerò nel pre e post peritura, dopodiché riesco magari al posto di fare 16 trattamenti ne fanno 4, però è bene comunque farli per abbassare l'inoculo e evitare il nostro pelò. In discorso dei trattamenti si parla di inizio germogliamento, primo. E lì dipende da, allora, ad esempio, inizio germogliamento, non essendo resistenti alle sporiosi, in trattamento bisogna farlo, perché quello che dicevamo durante la presentazione, già non abbiamo più ditiocarbamati prodotti a Prestearis. Esatto. E quindi le storiose, ad esempio, per esperienza, chi non trattava le varietà esistenti, i primi anni non si è accorto di nulla, a partire dal 4º anno è apparso il letrop e sporioso, proprio perché non viene, soprattutto i biologici, no? E argantracnosi, esatto. Quindi un trattamento al germogliamento sarebbe comunque da fare per prevenire le sporiosi, e poi è logico che una varietà resistente, se mi scappa la diossi infettante, non devo cioè non ho i problemi di una varietà normale, quindi posso avere una gestione tendenzialmente più leggera, no? Perché non è come la varietà tradizionale, mi scoppia la primaria, deve risolvere tutte le secondarie. Però non posso neanche, se ho un metodo dove li tiore tutta la settimana dopo ancora, pensare che quella di non venire niente neanche per varietà resistenti. Quindi tendenzialmente dove le gestiamo e farlo per i vari operativi ausilio di paricanti che abbiamo, usiamo un modello revisionale, quindi il modello previsionale ci aiuta anche a capire quale può essere l'incidenza, e solitamente facciamo 2 trattamenti prefiorali, 2 trattamenti post fioritura e chiudiamo con 4 trattamenti, facendo delle defoliazioni e una gestione della chioma importante e anche una conciliazione diversa dalle varietà tradizionali. Perché molte volte quello che abbiamo visto per esperienza, non dobbiamo nasconderci nulla, è una conciliazione, soprattutto, allora, inizialmente le varietà resistenti sono state poste con la speranza di riuscire a fare biologico in areali dove forse neanche la soia era mai stata coltivata. Allora, lì c'è un errore di valutazione e un errore di gestione, non puoi fare biologico, non è far convenzionale. Trattata con concimazioni molto ingenti, e c'è un ombreggiamento della science, cioè queste varietà, se concimate molto, fanno tracci molto importanti, a seconda poi della diversa varietà. E quindi in quel caso lì poi anche la resistenza non viene superata, ma viene meno, perché c'è molto più attacco del patogeno. Non avrò mai danni nella varietà tradizionale, però posso avere danni anche sul rappode. Questo parliamo di prima delle varietà resistenti che avevano 1 o 2 geni. È logico che se adesso parliamo di 6 geni, parliamo di altre varietà, ma dobbiamo sempre comunque tenere in considerazione che sono piante che sono esposte ai patogeni, e quindi dobbiamo almeno abbassare l'inoculo, questo è sicuro.
Si parla di peronoscolo, allora abbiamo capito che in qualche modo può emergere nelle foglie qualche sintomo, no? Però invece l'oidio, sull'oidio c'è qualche... la resistenza c'è e... Dipende comunque anche dall'inoculo che c'è noi abbiamo notato, io comunque parlo un po' anche da profana perché non sono agronoma, sono un genetista, quindi tutto questo ho imparato in campo. Io ho visto, noi nei nostri campi di selezione abbiamo un inoculo di oidio che è mosposo e quindi lì abbiamo una selezione fortissima. Quelle che gli mostrano grande sintomatologia, siamo sicuri che comunque i geni funzionano bene, tutte le altre le scartiamo, ma abbiamo comunque la visione della sintomatologia dell'oidio, ovviamente sempre con questo arginamento dei sintomi. Però dove c'è grande pressione, l'aurum è stato selezionato dopo in alcuni filari dove tutte le altre varietà che sembravano altamente promettenti sono state devastate completamente dall'oidio e le abbiamo eliminate subito, senza neanche guardarle. La plaviscenza volata. Sì, questa è una così, perché si pensa che siano lì, perché poi c'è, come vi ho detto, anche una volta anche il resto delle ofide, questo può essere tutto il resto rimane. Altre domande? Gli agronomi? Vabbè, chiudiamo qua. Chiudiamo qua, gli appuntamenti per il prossimo giro, il 4 di marzo, li abbiamo dati. Sopra ringrazio sempre la Prolopo per la disponibilità, c'è il tradizionale di Presco. Grazie mille.